Presidente Ottoni, lo sport torna in piazza a Treviso, insomma ormai una tradizione, c'è bisogno di questa promozione? Ma Treviso è, nonostante tutto, un'isola felice dal punto di vista della risposta delle società sportive. Però anche Treviso ha una partecipazione che non è, diciamo, dal 90% in su. Quindi queste manifestazioni hanno proprio lo scopo di portare a contatto soprattutto i giovani, parliamo proprio di ragazzini, con l'attività sportiva, in modo da sia fargli conoscere che non esiste solo quello che vedono per televisione o quello che la mamma o l'amico li porta vicino a casa. Quindi anche, diciamo, c'è un discorso di prevenzione degli abbandoni precoci, perché spesso e volentieri i ragazzini portati e formati a un'unica disciplina sportiva si trovano a essere scartati perché trovano degli amici o dei colleghi migliori e abbandonano la scuola. Mentre benissimo uno che ha provato, prendiamo le più usuali, che ha provato il calcio, non è detto che poi emerga nell'atletica piuttosto che nel ciclismo o piuttosto che in qualunque altra disciplina. Quindi può essere soprattutto una vetrina per quelle discipline che magari a torto vengono definite minori. Chiaramente, siccome parliamo di cultura sportiva e di cultura formativa, ogni disciplina ha la sua dignità e direi anche, non me ne vogliano i colleghi presidenti di quelle che girano di più sui media, ma forse hanno anche qualche valore aggiunto superiore da trasmettere. Senta, ci sono ancora troppi giovani che non fanno, troppi ragazzini che non fanno sport? Beh, purtroppo lo vedete ogni giorno. Quando ero ragazzino io si usciva da scuola, all'epoca scuola elementare, e si cominciava a giocare per strada, di qua e di là. Quindi l'attività motoria era praticamente innata. Adesso, se guardiamo buona parte dei ragazzi e dei ragazzini, non si parlano più tra di loro, comunicano con smartphone o telefonino che sia. Quindi c'è tanta sedentarietà. Prova ne sia che abbiamo oltre il 30% di ragazzi già obesi, quindi non solo c'è la necessità, ma addirittura ci dovrebbe essere l'imposizione. A questo proposito io direi che se le nostre istituzioni, in particolare parlo di chi può permettersi di farlo, vale a dire governo centrale e governi regionali, investisse qualcosa di più nello sport, forse risparmieremo tanto nella sanità e forse avremo una popolazione migliore dal punto di vista fisico ed emotivo di quella che abbiamo.